Numeri alla mano, la Sicilia poteva aspirare alla zona gialla, eppure passerà lunedì dall'inferno rosso al limbo arancione. L'RT, indice di contagio, è sceso sotto 1 e la valutazione complessiva del rischio passa da alta a bassa. Ma secondo direttive ministeriali servono almeno 2 settimane di fila per confermare il miglioramento e non si possono saltare due caselle in una volta. L'ordinanza firmata in serata dal ministro della Salute Roberto Speranza non riserva sorprese. E stavolta il presidente della regione, Nello Musumeci, che poco meno di una settimana fa aveva minacciato un lockdown come quello del marzo scorso, recepirà senza cambiare una virgola le decisioni nazionali che allentano la stretta. Dalla mezzanotte fra domenica e lunedì si potrà circolare dalle 5 alle 22 nello stesso comune, consentita una sola visita al giorno a parenti e amici, al massimo in 2 persone, più figli minori di 14 anni e disabili. Ci si potrà spostare dai piccoli comuni entro 30 chilometri, ma senza andare nei capoluoghi di provincia, fatti salvi i motivi di lavoro, salute o necessità. Riaprono i centri commerciali nei giorni feriali. Alle superiori riparte la didattica in presenza alternata fino al 75% degli alunni. Gli atenei sono liberi di riaprire. Riaprono i negozi di abbigliamento e al dettaglio. Restano vietate le consumazioni dentro bar e ristoranti o in prossimità. Dalle 5 alle 18 è permesso l'asporto di cibi e bevande da tutti i locali, dalle 18 alle 22 solo dai locali con cucina. Restano chiusi musei, mostre, teatri, cinema, palestre e piscine, ma aprono i centri sportivi. Ci sono però eccezioni importanti. Messina potrebbe restare rossa. 3 settimane di chiusura hanno sortito meno effetti di quelli sperati e il sindaco Cateno De Luca prende di nuovo in contropiede la regione e annuncia una sua ordinanza di zona rossa rafforzata fino a mercoledì. Ma anche per il resto dell'isola i tecnici avevano suggerito una settimana in più di sacrifici. Adesso prudenza o tra 10 giorni saremo punte a capo. Ma non può essere un liberi tutti perché l'epidemia circola in tutto il mondo e quindi circola anche in Italia e in Sicilia. Il passaggio alla zona arancione è un'occasione di speranza, ci restituisce i sacrifici di questi ultimi 15 giorni, ci consegna un dimezzamento dei contagi negli ultimi 15 giorni e quindi alcuni segnali importanti sul sistema sanitario e sulle relazioni sociali, ma non può essere un liberi tutti. Non possiamo dimenticare che il virus circola, non possiamo dimenticare che i nostri comportamenti incidono sulla efficienza del sistema sanitario e soprattutto sulle attività produttive. Chi ha a cuore lo sviluppo dell'economia siciliana deve sapere che rispettare delle regole basilari oggi è importante.